Adria, uno dei centri più antichi e popolosi del Polesine. Con 20.000 abitanti, è la seconda città della provincia di Rovigo. Molti secoli fa, Adria, vicinissima al mare, era un porto fiorente dell'Adriatico. In 2 millenni, i fiumi, con i loro detriti, l'hanno progressivamente allontanata. Oggi la sua distanza dal litorale è di 25 chilometri. La tradizione locale vuole questo campanile costruito sull'antico faro del porto di Adria, città romana. Sulla sua base, una lapide racconta con parole e immagini l'antica vocazione della città, che per la sua importanza diede il nome all'Adriatico. Accanto, un'altra pietra ricorda una tomba romana, luogo di culto per i marinai. Una storia tenuta viva anche dal nome della chiesa, che appunto è detta Basilica della Tomba. Di sicuro sappiamo che Adria fu municipio romano comprendente l'attuale Polesine e forse parte del Ferrarese e del Veneziano. Ma Adria inizia la sua storia molto prima dell'arrivo dei Romani. Le origini della città si perdono nel tempo. È certo che Greci ed Etruschi furono determinanti per lo sviluppo commerciale di Adria. Della città di allora non rimangono tracce visibili. L'impronta di oggi è legata a un periodo molto più recente e richiama il legame con Venezia iniziato nel 1500. Dall'alto si può osservare il groviglio di vie, simili a calli, che frazionano il centro. Dentro la città scorre il Canal Bianco. Adria deve il suo sviluppo e la sua esistenza all'acqua, con la quale nel corso della sua storia ha dovuto sempre misurarsi in seguito alle numerose alluvioni. Ultima quella del Po del 1951. Ecco la piazza della cattedrale. I soccorsi nelle vie del centro. L'acqua invade città e campagne di tutto il Polesine. La strada che collega Adria con Rovigo. Il volto di Adria, la sua storia, il suo sviluppo sono stati sempre profondamente legati all'instabilità ambientale del Polesine. Il Polesine, terra di grandi fiumi, il Po, l'Adige e innumerevoli altri canali, scoli grandi e piccoli che scorrono nella campagna. Un paesaggio antico in un territorio recente. Il risultato dell'immane lotta fra il mare e il fiume, la terra e l'uomo. Lungo i fiumi, oltre alle case coloniche, espressione della cultura e della vita contadina, restano fornaci e zuccherifici, emblema di attività ora quasi del tutto scomparse. Molti scrittori, poeti e cineasti hanno trovato ispirazione da questo ambiente per raccontare le loro storie. Al primo mattino, fra i vapori più o meno densi della nebbia, si intravedono i pioppi come vaghe ombre. Terra che ha del mare le insidie e la calma. Terra dove la malinconia dell'anima prova sempre un suo respiro, una sua assorta dilatazione. E proprio per questa varietà di orizzonti, il Polesine appare terra di solitudine che conforta. Con queste parole, lo scrittore Tullio Roffarè evoca i tratti più suggestivi del Polesine.
Nel Museo Archeologico Nazionale di Adria si conservano i segni della sua storia millenaria. Qui sono esposti reperti di eccezionale importanza, dall'età del bronzo al periodo greco ed etrusco fino a quello romano. Un materiale che permette di ricostruire civiltà e storia di Adria arcaica e di gran parte del Polesine. Molti secoli fa, nel primo millennio a.C., alcune zone delle Venezie erano abitate dai Veneti antichi, i Paleo-Veneti. Questo popolo, la cui provenienza rimane ancora incerta, ha lasciato tracce anche in Polesine, soprattutto lungo i fiumi. Il museo raccoglie parecchio materiale riguardante gli antichi abitanti del Polesine. Questi sono vasi ossuari dell'XI-X secolo a.C., dove erano raccolte le ceneri del defunto. Accanto, alcuni oggetti di uso quotidiano. Ma a determinare lo sviluppo di Adria furono i Greci che arrivarono dal mare, agli inizi del VI secolo a.C. Tanto importante dovette essere la loro presenza in Polesine che anche il mito vuole queste terre create da un dio greco. Fetonte, figlio di Apollo, guidando il carro del sole, si avvicinò troppo alla terra, causando vastissimi danni. Giove lo fece allora precipitare nel Po. Le Eliadi, sorelle di Fetonte, lo piansero tanto che furono trasformate in pioppi e le loro lacrime in ambra. Se questo è il mito sulla formazione del paesaggio polesano, la storia conferma che già prima di Cristo i Greci venivano a prelevare in Polesine questa preziosa resina proveniente dal nord Europa. È certo che le vie dell'Ambra passavano per la zona di Adria. Accanto all'oro, l'ambra era uno dei materiali più usati dagli antichi per i loro oggetti ornamentali, anche per virtù ritenute magiche. Con i Greci arrivarono ad Adria i famosi vasi attici, contenenti olio e vino, scambiati con prodotti agricoli e bestiame. Subito dopo i Greci, verso la fine del VI secolo a.C., l'avvento degli Etruschi. Mezzo secolo fa, nel Canal Bianco, si sono scoperte 400 tombe, da cui sono usciti evidenti i segni della civiltà etrusca. Questa biga con i cavalli è stata sistemata nel museo come è stata trovata nella necropoli. Decorazioni raffinate e oggetti d'oro indicano il grado di cultura e abilità artigianale raggiunto da Greci ed Etruschi molti secoli prima di Cristo. L'abbondanza dei ritrovamenti conferma l'epoca e l'importanza dello stanziamento etrusco ad Adria. Lungo le antiche vie fluviali, gli scavi continuano a portare alla luce i segni dell'espansione etrusca in buona parte del Polesine.
Gli oggetti trovati spesso fondono caratteri di culture diverse. L'impronta etrusca si accompagna agli influssi greci e paleoveneti. Il lavoro paziente di scavo fa emergere i segni di un passato lontano e ancora misterioso. Antiche civiltà che perdono rapidamente l'identità con l'arrivo dei Romani nel secondo secolo a.C. Nel chiostro del Museo di Adria, questi frammenti sembrano collegati ad edifici pubblici, come il teatro, il tempio, le terme, e ciò starebbe ad indicare l'importanza di Adria romana. Importanza confermata anche dal fatto che la città fu municipio. Il materiale di epoca romana è vario. Un sarcofago, un mosaico, una pietra miliare della via Popilia che indicava l'entrata in città e la distanza di Adria da Rimini. Dell'insediamento romano vi sono tracce in tutto il Polesine. Nel museo di Rovigo è stata allestita una mostra di materiale fotografico. Le foto aeree mettono in luce con chiarezza l'antica sistemazione del terreno agricolo operata dai Romani, chiamata centuriazione. I Romani dividevano il terreno in quadrati, generalmente con i lati orientati verso i punti cardinali. Qui però, nell'antico Polesine, l'uomo ha dovuto adattarsi alla situazione ambientale, adeguando l'assetto agrario al corso dei rami del Po. Il direttore del museo di Rovigo, che ha curato la ricerca, ci illustra i segni che solo con le foto aeree è stato possibile rilevare. Ecco l'impronta chiara di un asse che da Villa Dose arriva ai margini della laguna veneta. Passa sotto tutte le sistemazioni successive. Immagini rimaste anche dopo alluvioni e cambiamenti di corso dei fiumi. Ecco una sezione dell'asse. Il piano della strada romana con i due scoli di bonifica. La sezione reale del terreno mette in luce chiaramente l'impronta del fossato romano. Con le fotografie aeree sono emersi evidenti anche i segni delle strade romane che puntavano su Adria. La Popiglia era l'arteria più importante. Partendo da Rimini, attraversava il municipio di Adria verso il nord, costeggiando l'Adriatico. Se si pensa alle attuali opere di dragaggio necessarie per tenere sufficientemente basso il livello dei fiumi, si può immaginare, al tempo dei Romani, quanto immane fosse lo sforzo di difesa dalle acque. Sin da allora l'argilla depositata dai fiumi lungo gli argini era utilizzata dalle fornaci. Un lavoro continuato fino al nostro secolo. Lungo il fiume, le fornaci ormai spente rimangono elementi del paesaggio polesano. Oggi sistemi di chiuse sempre più sofisticati, canali, grandi idrovore, mantengono il giusto equilibrio fra terra e acqua. Nonostante ciò, le infiltrazioni nei sotterranei dei centri abitati sono continue. Ad Adria, un sistema di pompe mantiene asciutta anche la cripta della vecchia cattedrale. Le incerte figure degli apostoli, in questi affreschi bizantini, ci riportano alla prima cattedrale di Adria dell'VIII secolo. Era il periodo della dominazione bizantina. Allora Adria era retta dall'esarca di Ravenna.
Un altro segno degli albori del cristianesimo è conservato all'interno della chiesa, un basso rilievo del V secolo d.C. I primi segni cristiani coincidono con la fine dell'epoca romana. Dopo la caduta dell'impero, alle invasioni dei barbari, qui nel Veneto, si aggiunsero grandi alluvioni che cancellarono l'assetto agrario pazientemente costruito dai romani. Tutto il Polesine nel Medioevo doveva essersi ridotto a un labirinto di paludi dall'aspetto desolante. 5 secoli di calo demografico e abbandono delle città e delle campagne. Dopo i bizantini, con i franchi nel IX secolo, la vita di quasi tutte le città passa sotto la guida dei vescovi. E così fu anche per Adria. Il feudo del potentissimo vescovo di Adria comprendeva allora anche un centro minore del Polesine, Rovigo. Non è un caso che la torre, simbolo di Rovigo, sia parte di un castello eretto dal vescovo di Adria come avamposto strategico. Più tardi Rovigo, sviluppandosi lentamente, imposterà una strenua lotta contro Adria per portare la cattedra vescovile all'interno delle sue mura. Solo dopo secoli di tentativi, Rovigo riuscirà a strappare ad Adria la funzione di centro politico e religioso del Polesine. Nel 1090 la guida di Adria passa dal vescovo al libero comune, che con Ravenna fu uno dei primi comuni d'Italia. Finita l'era comunale, nel 1300, il governo andò per 3 secoli alla signoria degli Estensi, fino al 1500. Successivamente, la città diventa veneziana. 3 secoli di dominio veneziano, dal 1500 sino alla fine del 1700. Fu questo un periodo decisivo per la città. La Serenissima lascia il segno nelle case, nelle vie, lungo i canali. A un millennio dalle bonifiche dei Romani, riprendono i lavori di prosciugamento dei terreni con imponenti opere idrauliche. La più importante fu nel 1600 il taglio di Porto Viro, l'attuale taglio di Po. La Serenissima deviò più a sud il corso del Po che sboccava in laguna. Ciò, oltre ad impedire l'interramento della laguna, favorì il deflusso delle acque verso il mare, limitando così, anche per la zona di Adria, i danni dovuti alle continue piene. La tradizione vuole che a convincere il doge Pietro Loredan a scavare questo canale, che valse a redimere l'agro adriese, sia stato Luigi Groto, importante personaggio dell'Adria rinascimentale. Poeta, commediografo, traduttore dal latino e greco, divenuto cieco fin dall'infanzia, è detto cieco d'Adria. L'influenza veneziana è evidente nell'impronta urbana di Adria. In riva al Canal Bianco, una piazza richiama la struttura tipica del Campiello. Ma è nel quartiere Cannaregio, percorso da vie molto strette, che è rimasto il tipico disegno della città marinara. Lungo il fiume, le nuove costruzioni si mescolano alle piccole case di un tempo. Qui è rimasta ancora viva la tradizione di mestieri antichi legati all'ambiente palustre. Questi lavori, fino a pochi decenni fa, erano preminenti nella zona. Quasi ogni famiglia era una piccola impresa artigianale. Accanto alla pesca e all'agricoltura si lavoravano le risorse spontanee della terra.
Attività che, se richiamano difficoltà e carestie dei tempi andati, oggi, per la loro rarità, assumono un fascino particolare. Poco lontano, il rumore di un mulino ricorda la prosperità della campagna polesana. La coltivazione del grano è sempre stata un'attività primaria di questa terra. Qui il ciclo produttivo è completo, dal frumento al pane. Rispetto alle altre città del Veneto, Adria sembra voler conservare anche oggi un'economia fortemente legata alle risorse del suo paesaggio, in particolare alla produzione agricola, come la lavorazione del latte, che ad Adria ha assunto ormai carattere industriale. Abbandonati i metodi delle vecchie case coloniche, l'iniziativa casearia rappresenta per la città un legame diretto tra agricoltori, industria e capacità commerciale. Greci, Etruschi, Romani, Bizantini, Estensi, Veneziani, fino alla storia più recente, Napoleone, l'impero asburgico, l'unità d'Italia. 3 millenni di una storia che la Adria di oggi vuole mantenere viva. Oltre al museo, un'eccezionale varietà di istituti scolastici si collega al tradizionale impegno culturale della città, all'importante centro di studio promosso qui ad Adria dalla Repubblica Veneta agli inizi del 1500. Sembra addirittura che il ginnasio abbia origini ancora più antiche e abbia goduto nel 1400 un prestigio che varcava i confini del Polesine. Ma il cuore dell'immagine culturale di Adria è il conservatorio musicale. Queste sale raccontano la passione per la musica che da sempre ha caratterizzato la vita del paese. Ad Adria hanno lavorato grandi personaggi della musica e del teatro e il loro ricordo è ancora vivo nella memoria della gente. Accanto alle foto di Toti Dal Monte, Toscanini e Tito Gobbi, grandi personaggi del nostro secolo, il ritratto di Rosetta Pampanini, interprete d'eccezione di Madame Butterfly. In riva al Canal Bianco, il teatro comunale, costruito negli anni 30, è il luogo dove da oltre mezzo secolo continua la tradizione teatrale della città. In certe occasioni, l'umanità di oggi ricorda quella di un tempo, quando teatro, musica e l'incontro nelle vie e nelle piazze erano momenti essenziali di socialità e di svago. Appena fuori del centro, le immagini del nuovo si staccano profondamente da quelle della città vecchia. Ma i bagliori del nostro tempo non cancellano la suggestione del passato, soprattutto lungo il Canal Bianco. Sulle rive di questo fiume, ai margini della città, è rimasto attivo un cantiere navale. Ancora un cantiere navale,
benché il mare sia ormai lontano. Si potrebbe pensare a un altro segno del passato. In realtà, forse, il legame ideale con il mare non è mai definitivamente cessato. Una futura navigabilità del Canal Bianco potrebbe riaprire per Adria la vecchia via commerciale verso l'Adriatico e con un po' di fantasia possiamo immaginare i grandi orizzonti di un tempo.